La Nuorese si gode il primato solitario in classifica, la vittoria sul progetto Sant'Elia per 1-0 consente alla formazione di Bernardo Mereo di staccare di 2 punti il Fertilia e di 4 la coppia formata da Portocorallo e Talolo Gavoi. Tra i protagonisti della gara di domenica scorsa il difensore Bruno Frongia, che per l'assenza di Namani è stato spostato al centro, e l'attaccante brasiliano Eduardo Lino Wilson, che ha portato in più di un'occasione scompiglio in area cagliaritana. Abbiamo affrontato una squadra che è venuta qua per chiudersi, giustamente, non era facile, è stata una buona vittoria. Sono convinto del fatto che forse dovevamo chiuderla prima per evitare dei rischi inutili, insomma, però è una buona vittoria sicuramente. Adesso abbiamo queste 3 partite che sono molto importanti. Adesso andiamo a Castiada, è una partita molto importante perché andiamo a affrontare una squadra di valore. E poi avremo 2 partite fondamentali col Fertile e col Portocorallo. Sono 3 partite veramente che, come hai detto bene tu, sono fondamentali per il proseguo del campionato. E niente, proseguiamo, poi abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia, che è fondamentale lo stesso, non la dobbiamo tralasciare assolutamente, e quindi speriamo di far bene. Wilson, un'ultima prestazione, insomma, hai propiziato il gol, 3 punti importanti che vi consentono di tornare da soli in testa alla classifica. Sì, sono contento per la vittoria, per la partita era un po' difficile anche perché loro erano un po' chiusi, però siamo riusciti a vincere e quello è sempre il più importante. Sì, potevamo fare meglio, diciamo, lì davanti alla porta, potevamo fare più gol in queste partite, però secondo me l'importante è vincere. Anche a me mi manca il gol, voglio fare il gol, però se fa un altro compagno e vinciamo è la stessa cosa, è sempre 3 punti.